Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa. Una prova per cavalli di 3 anni non vincitori di 4.000 euro in carriera. 2060 i metri da percorrere. Autostart che inizia a mettersi in movimento con il numero 1 Fox Matley e Giacomo Sanseverino. Al 2 il favorito Fahrenheit Tab Enrico Bellei. 3 Floriana. Alberto Garruto, 4 Faisal dei Greppi, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, al 5 Fanny Gai TC, Salvatore Valentino, al 6 Furia SM, Carmine Piscoglio, in seconda fila 7 Force Mail, Marco Stefani, 8 FBI B, Riccardo Pezzatini, 9 Forza e Onore GPD, Davide Cangiano. Macchina che raccoglie i partecipanti lungo la piegata di destra si prepara al lancio. Si ritraggono i numeri alti e si va con veloce Fahrenheit Tab che mantiene la testa nei confronti dei rivali. L'imbocco della prima piegata, Fahrenheit Tab in vantaggio, Faisal dei Greppi che si presenta al suo esterno. Poi in corda Floriana che precede FBI B, partito bene dalla seconda fila, quindi Fox Matley, poi Fanny Gai TC. 200 metri in 14,3 con i quali Faisal dei Greppi rileva al comando Fahrenheit Tab. Faisal in vantaggio, Fahrenheit in seconda posizione, poi Floriana che precede FBI B, muove in mezzo alla pista Force Mail. 29,7 i primi 400 metri di corsa con Force Mail che risale il gruppo e si porta sui primi. Dopo 600 metri passati in 46,1, Fahrenheit Tab sempre in seconda posizione avanti a Floriana, mentre Force Mail arriva con decisione sulla testa della corsa. Faisal dei Greppi sempre al comando, nei confronti di Force Mail al suo esterno, Fahrenheit Tab in corda, poi Floriana, Fanny Gai TC, ancora FBI B con accanto Furia SM, 32,3. per questi 400 metri di corsa con i quali Faisal dei Greppi ha provato ad addormentare un po' la contesa. Force Mail però è arrivato con l'intenzione di fargli intensificare il ritmo. 1.17,9 la metà gara, Faisal dei Greppi al comando e Force Mail che attacca all'esterno, poi Fahrenheit Tab e Fanny Gai TC davanti alle tribune, una frazione in 15,4. In vantaggio Faisal dei Greppi, di fuori Force Mail, in corda Fahrenheit Tab avanti a Floriana, mentre muove Forza e Onore GPD che cerca l'avanzata in terza corsia a 600 dalla conclusione, 15,5 la piegata. In vantaggio Faisal dei Greppi, attacca Force Mail, è andata a coprirsi per un attimo Forza e Onore GPD, poi Fanny Gai TC in corda Fahrenheit Tab, sta passando Force Mail a 400 dal palo, 14,8 il parziale, sbaglia Forza e Onore GPD. Con Force Mail che ha preso ora l'iniziativa nei confronti di Faisal dei Greppi che ha richiesto, poi Fahrenheit Tab, quindi Furia SM viene a fare l'arrivo dall'ultima posizione FBI B all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Force Mail se n'è andato dai rivali, deve difendersi da Fahrenheit Tab che sprinta fortissimo a centropista. Force Mail però si è messo al riparo e vince nei confronti di Fahrenheit Tab che finisce bene ma tardi al terzo posto Furia SM. 36 ad arrivare, 1.16,9 ragguaglio cronometrico, seconda vittoria consecutiva per Force Mail. Marco Stefani per il training di Mauro Baroncini, i colori della Evam Racing Trotter, successo per il figlio di Maharaja, e Taormina Mail in percorso arrembante all'esterno. Marco Stefani per Mauro Baroncini e la Evam Racing sul gradino più alto del podio, al secondo Fahrenheit Tab, al terzo Furia SM in numeri 726, l'arrivo della prima.